C'è una Milano che parla sottovoce. È quella che si muove tra le luci di Brera, tra i tavolini del bar Giamaica, dove l'arte non era un mestiere, ma una sfida quotidiana. Lì nasce anche la storia di Alberto Zilocchi. Bergamasco di nascita, milanese per scelta, negli anni 50 frequenta quella cerchia di giovani artisti che hanno cambiato per sempre l'arte italiana: Manzoni, Castellani, Bonalumi, Fontana. Con loro firma il manifesto del bar Giamaica, un atto di ribellione contro un'arte statica, chiusa, incapace di guardare avanti. Ma Zilocchi segue un percorso tutto suo. Sperimenta, osserva, misura. Sceglie il bianco come linguaggio assoluto, perché nel bianco, diceva, ci sono tutti i colori. Nascono così i suoi rilievi, superfici che respirano, in cui la luce diventa materia e le ombre disegnano lo spazio. Non è decorazione, è costruzione, è logica che si fa emozione. Negli anni 70 il suo lavoro evolve ancora. Abbraccia il pensiero del movimento concreto europeo, dove l'arte si unisce al calcolo e introduce il caso come parte del processo creativo. Le sue linee nascono da regole matematiche ma si muovono libere, come se la geometria avesse finalmente trovato un'anima. Oggi tutto questo vive e respira nell'archivio Alberto Zilocchi, nato a Milano nel 2016. Un luogo che raccoglie opere, cataloghi, fotografie, ma soprattutto memoria. Un punto di riferimento per studiosi, gallerie e collezionisti e un invito a riscoprire un artista che ha saputo trasformare il silenzio in forma, la misura in emozione. Perché guardare un'opera di Zilocchi è come ascoltare un pensiero che prende corpo, preciso, essenziale, vivo. Un pensiero bianco che continua a parlare.